Siamo venuti qui a Verona in occasione della 114esima edizione di Fiera Agricola per un evento importante per l'agricoltura veneta. Infatti sono stati presentati i report, i numeri, i bilanci di quello che è stato l'anno passato, preparati da Veneto Agricoltura. Noi abbiamo sentito al nostro microfono Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura, Giovanni Mantovani, direttore di Verona Fiere, ed Alessandra Liviero, esperta di Veneto Agricoltura. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto. Fiera Agricola Verona, l'occasione è la presentazione dei dati sull'andamento dell'agricoltura veneta. Lo facciamo con l'ingegnere Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura. Allora, benvenuto ingegner Negro, diamo subito questi dati che dai primi indizi non sono così allegri, però poi diamo anche un messaggio di speranza. Sì, non sono così allegri perché l'agricoltura, come sappiamo, dipende la produzione agricola dipende da diversi fattori. Il primo è il meteo e certamente non abbiamo avuto un maggio, che è un mese molto importante per l'agricoltura, un maggio positivo, è stato un maggio molto piovoso. E poi ci sono state una serie di attacchi da parte di alcuni insetti come la cimice asiatica, come la xylella, che hanno creato dei grossi problemi. Per cui la produzione complessivamente non è buona rispetto al 2018, ci sono situazioni molto gravi, ci sono delle altre situazioni che sono anche state positive. Produzione lorda agricola segna un meno 8%, e per quanto riguarda le imprese attive invece cosa possiamo dire? Le imprese attive sono circa 62.500, diciamo che si stanno progressivamente di anno in anno trasformando da imprese individuali verso imprese di capitali e di società, perché gli anziani agricoltori chiudono la loro attività, la passano magari ai figli e questi li trasformano in società, quindi in SRL, società di persone o capitali. E questo è sicuramente un passaggio molto importante e secondo noi anche positivo, perché in questo caso le società sono sicuramente più forti e anche in termini di investimento e di innovazione hanno maggiori capacità. In un momento di crisi in cui i dati, almeno quelli dell'anno passato, non sono così positivi, il ruolo di Veneto Agricoltura qual è? Noi continuiamo nella nostra missione che ci è data dalla Regione, quindi attraverso le nostre aziende agricole, i nostri centri, noi dobbiamo sperimentare l'innovazione e quindi in accordo con le associazioni e con la Regione noi creiamo un programma di interventi ogni anno e sulla base di questi interventi dobbiamo sperimentare. Le risorse per questi interventi in gran parte arrivano da progetti che ci andiamo a prendere a Bruxelles, quindi finanziati dalla Comunità Europea e non solo, finanziati anche con le nostre risorse, perché è giusto che ci sia un'innovazione in agricoltura per capire come meglio si possono combattere questi futuri cambiamenti climatici dei quali già stiamo avendo coscienza, e un'agricoltura più moderna e più adatta ai tempi. C'è un'agricoltura nella nostra regione, l'agricoltura di montagna, che è un'agricoltura eroica, che ha sofferto qualche anno fa con Vaia, ma il ruolo di Veneto Agricoltura è stato un ruolo importante e attivo. Beh, l'agricoltura di montagna, se vogliamo parlare in termini generali della gestione delle foreste, noi siamo sicuramente, come Veneto Agricoltura, gestendo le aree demaniali della regione, siamo uno dei principali attori per quanto riguarda questo, gestiamo 16.000 ettari di foreste. Abbiamo avuto un ruolo importante perché nelle nostre foreste abbiamo voluto dare l'esempio di come velocemente e attivamente si dovesse ripartire dopo Vaia. Noi abbiamo avuto 3 anni di schianti nel 2018 quando c'è stato Vaia e a dicembre del 2019 abbiamo quasi raccolto tutto. Grazie ad Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura.
Giovanni Mantovani, direttore di Verona Fiere. La Fiera di Verona si conferma sempre più centrale per l'agroalimentare in Italia e non solo. Mai come quest'anno Fiera Agricola è tornata ad essere veramente al centro dei processi di cambiamento dell'agricoltura italiana e dell'agricoltura europea e naturalmente anche fortemente focalizzata su quello che sta succedendo nell'agricoltura veneta. Direi che siamo al centro perché siamo all'inizio di un progetto nuovo dell'Unione Europea, che è quello del New Green Deal. New Green Deal che a noi piace interpretare nel senso che il settore agroalimentare sarà un settore chiave di questo progetto, di questo grande progetto europeo che tende a ridurre le emissioni ad impatto importante sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità del pianeta, e dall'altro lato il New Green Deal che permetterà a un'agricoltura che è già un'agricoltura molto evoluta come quella italiana di godere probabilmente di un vantaggio competitivo. La seconda grande novità è che Fiera Agricola è tornata ad essere una manifestazione, direi, decisamente internazionale. La presenza di 30 delegazioni da varie parti del pianeta, del mondo, è davvero interessante. Grande apertura ai paesi dell'est e quindi grande apertura a paesi che sono in grande relazione con l'agricoltura italiana, che hanno grandi relazioni anche con il nord-est del nostro paese, e credo che la presenza ieri della ministra dell'agricoltura della Croazia, che è anche in questo momento presidente di turno della Commissione dei Ministri dell'Agricoltura Europea, sia stata molto significativa, molto apprezzata, e oggi negli incontri che abbiamo fatto credo che le aperture a una relationship più forte siano estremamente positive. Dall'altro lato abbiamo visto ieri due tipi di dati che riguardano, come dire, l'orientamento alla sostenibilità dell'agricoltura italiana, che è molto alto, e questo ci pone, lo dicevo già prima, è una posizione probabilmente di vantaggio competitivo rispetto al futuro, e dall'altro abbiamo visto che potenzialità ci sono oggi sul continente africano, un continente col quale abbiamo un interscambio soprattutto di vendita di tecnologie in questo momento, ancora non importantissimo, ma dove potremmo come agricoltura italiana avere un ruolo sempre più importante, perché certamente l'Africa, in un mondo che cresce come fa bisogno agroalimentare, avrà un ruolo importante, e quindi un po' il messaggio è: non lasciamo l'Africa ad altri paesi, ad altri grandi player mondiali, ma giochiamoci un ruolo, perché sarà un ruolo fondamentale per il futuro. Alessandra Liviero, Veneto Agricoltura, sono stati presentati i dati, non sono così confortanti, però lo chiediamo a lei. I dati non sono confortanti, però se devo dire un però, insomma, alla fin fine, diciamo, emerge che alcuni settori tengono. È il caso per esempio delle orticole, che hanno incrementato addirittura il valore della produzione. Hanno risentito pure loro dell'annata del clima sfavorevole di quest'anno, quindi marciumi dovuti alle piogge, all'umidità sia autunnali che primaverili, però poi alla fine, diciamo, il prezzo, se non altro, ha premiato la produzione, la produttività di queste culture. Settori invece che hanno avuto una decrescita molto consistente, appunto le culture legnose, la frutta, che hanno registrato cali anche del 60% per il pero, sia in termini di produzione che di rese, 30% per quanto riguarda per esempio il kiwi e il ciliegio, 25% per il melo. Insomma, sono dati così negativi sia per l'andamento climatico sfavorevole, ma anche perché sono culture che hanno molto sofferto della presenza della cimice asiatica, che ha tagliato le produzioni e le rese. Per quanto riguarda il comparto cerealicolo? Il comparto cerealicolo, diciamo, non è andato benissimo in termini di rese. Comunque il mais, 160.000 ettari,
ha avuto comunque delle rese in calo, il clima sfavorevole della primavera ha indotto una posticipazione per esempio delle semine e con poi problemi anche sulla resa produttiva. Il prezzo comunque non ha tenuto particolarmente, quindi insomma il settore, però diciamo che la produttività del comparto, l'economicità è stata abbastanza stabile. Per quanto riguarda i frumenti invece il dato è stato assolutamente negativo, il frumento duro ha registrato una resa che è stata il minimo storico degli ultimi 20 anni, sempre appunto per le questioni climatiche, quindi problemi di allettamento del frumento e così via. Questi dati che riflessione possono far sorgere? Possono far sorgere che oggi più che mai l'agricoltura è diciamo, in balia un po' degli eventi esterni. Il clima, il cambiamento climatico indubbiamente ha delle ripercussioni cui noi non sappiamo porre fronte, quindi bisogna assolutamente incrementare l'azione per il contenimento del cambiamento climatico, magari orientarsi verso altre culture, perché no? Perché comunque insomma, la ricerca ci può aiutare anche in questo. E per quanto riguarda la cimice asiatica speriamo che tutte le azioni che si stanno cercando di mettere in campo possano sortire gli effetti desiderati. Grazie ad Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura, vi abbiamo dato un quadro, un bilancio dell'agricoltura veneta. Rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.